Eder. Mech. Pallister. Claudio Sterpin diceva a Liliana di lasciarlo stare perché le sarebbe durato poco. Liliana rispondeva: anche se dovessi stare un solo giorno con te, avrei realizzato il mio sogno. Da quel giorno sono passati 1501 giorni, quindi avrebbero potuto stare insieme un giorno più 1500 e Sterpin se ne va, guarda caso, nel giorno di San Valentino. Infatti stamattina a Trieste si è svegliata con una notizia che pesa perché non riguarda solo una persona, riguarda un pezzo intero di una storia che da anni tiene tutti con il fiato corto. E tra l'altro Claudio Sterpin si può considerare una vera e propria icona per Trieste sotto tanti punti di vista. Sterpin aveva 86 anni ed era ricoverato, come io vi avevo anticipato da alcuni giorni, al solito ospedale di Cattinara. Quella di Claudio era una voce riconoscibile, una voce che chiedeva giustizia e verità per Liliana Resinovic, e per Liliana sarebbe stato pronto a tutto. Più volte ha detto che non avrebbe fatto in tempo a conoscere l'esito di questa storia. Anche a me personalmente a Monza chiese di non mollare se lui se ne fosse andato, e io quel giorno gli dissi: tranquillo, ci sarai anche tu il giorno in cui sapremo davvero cosa è successo. Infatti lui ci ha sempre chiesto di non calare il sipario su Liliana, tantissime volte anche tramite WhatsApp mi ha ringraziato per il fatto che con i miei video tenevo altissima continuamente l'attenzione. Nella vicenda l'importanza di Claudio Sterpin consiste nel fatto che è stato l'ultimo a sentire Liliana viva alle 8:22 e poiché ovviamente si era a conoscenza delle sue condizioni non stabilissime, era stato fatto un incidente probatorio a Trieste, un'anticipazione di un eventuale processo nel quale Claudio Sterpin aveva già fatto la sua deposizione. Nella mattina del 14 dicembre Claudio si allarma subito, improvvisamente per lui il tempo si ferma, diventa attesa, domande, rabbia, ostinazione. Come detto prima, oggi è San Valentino, il giorno che per definizione parla di legami, di promesse, di noi, e allora sì, anche se ognuno la vive a modo suo, oggi sembra quasi un segno del destino perché Claudio se ne va a raggiungere Liliana proprio nel giorno dell'amore. Nelle prime ore dalla scomparsa Claudio Sterpin le pensa tutte, pensa anche che Liliana forse sia allontanata per qualche giorno in attesa poi di poter tornare a stare con lui, e perde la speranza solo il 5 gennaio, anche se lui già aveva detto che non ci credeva più da qualche giorno al fatto di rivederla viva. E come detto, dal 5 gennaio ad oggi sono passati 1501 giorni, 1500 in più sarebbero serviti a Liliana per realizzare il proprio sogno. In alternativa, da quel 14 dicembre, ultima volta in cui Claudio e Liliana avrebbero dovuto vedersi, sono passati 1523 giorni. Personalmente mi ricordo che era maggio 2023, mi trovavo in Sicilia nella mia stanza quando un pomeriggio mi chiama Silvia e senza dirmi niente mi dice: devo passarti una persona. Mi passa al telefono proprio Claudio Sterpin, che inizia a salutarmi col suo entusiasmo, a dire che mi seguiva e che aveva da tempo voglia di conoscermi, e naturalmente da subito inizia con i suoi racconti sui bersaglieri, le sue storie di atletica. Infatti mi ricordo che già nella prima telefonata abbiamo parlato almeno un'ora, grazie a Silvia Radin, ripeto, e ci organizziamo subito per vederci a Monza. Infatti io la settimana dopo tornavo in Lombardia e ci siamo incontrati, come tutti voi sapete, a Monza. Ci siamo rivisti in seguito a ottobre, siamo stati a pranzo insieme in una piovosa domenica, dopodiché ho detto a Claudio che devo andare a fare delle misurazioni da dove prima sorgeva il centro commerciale Zazzeron, e nonostante gli avessi detto di avere il navigatore, lui ha detto no, vi devo scordare io con la macchina, non si sa mai che sbagliate strada. Questo per dare l'idea di quanto lui ci tenesse sempre che ognuno facesse il massimo sulla vicenda tristissima che l'aveva visto coinvolto. E adesso, come promesso a lui, dovremo continuare a seguire questo caso fino alla fine per cercare di rendere giustizia a Liliana e a lui in particolare. Das sombras, vem devagar, traz o teu passo pra me encontrar. Na rua fria, luz de neon, meu coração bate fora do tom. Teu perfume corta o ar, como um segredo no mar. Eu te procuro sem querer e me perco pra te ver. Sai das trevas, fica
na tua voz ritual. Canta baixo, sem pressa não, que a madrugada abre a mão. Tua risada é trovão, em câmera lenta no chão. Eu te encosto sem falar, pra não quebrar o lugar. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Se eu te chamo não responde, mas teu olhar me esconde no intervalo da canção. Eu te sinto na estação, e se o mundo despertar, deixa ele passar. Eu fico, eu sei, eu fico onde tu estás. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Sai das trevas, fica aqui, faz do silêncio um lugar pra mim. Sai das trevas, diz que sim, deixa a noite cair no fim. Ho eseguito un intervento in anestesia locale per il drenaggio della bile. Risultato ostruita. La procedura è andata bene e il paziente è attualmente in condizioni stabili. Il paziente sta bene. Rimarrà ricoverato per osservazione clinica e per eseguire la biopsia di una massa a carico di pancreas e fegato, ritenuta responsabile dell'ostruzione. È programmato per domani alle ore 14:30 un aggiornamento con i familiari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.